Non si può mentire, non si può mascherare, quindi la verità va denunciata, va detta nell'amore, nella pace, nella comprensione, senza mai più ribellioni e proteste tra un gruppo anziché un altro. Sesto piano, Vittorio Veneto, reparto Covid. Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, ultracattolico, una delle voci più forti e ascoltate contro la dittatura sanitaria, non vaccinato. Questa volta esce da guarito. Dopo aver contratto il Covid, per parlare con noi davanti ad una telecamera. Sarà dimesso tra pochi minuti, pronto per tornare alla vita. Ad attenderlo giù la moglie. Mia moglie, ci dice subito, troverà un uomo diverso ed è evidente nel tono della voce e nella gestualità. Mi è cascato il mondo addosso e ho detto, boh, è finita. Sorretto come sempre da una fede fortissima, Damiano racconta lo stupore alla scoperta della positività, la paura di morire, l'autenticità del lavoro di medici ed infermieri per farlo tornare a respirare da solo. Credetemi con tutto il cuore, se io avessi fatto quel vaccino anche pur sperimentale, non avrei avuto le conseguenze, diciamo, che ho avuto. Qual è stato il suo più grande errore, secondo lei allora? Qual è stato lo sbaglio? L'errore è essere pieni di se stessi a volte e infatti in questo tempo essere svuotati di se stessi è l'esperienza che Gesù ha passato durante la passione. Vuole spiegare che cosa c'è dietro a quelle piazze in rivolta contro vaccino e Green Pass, piazze che lui stesso ha conosciuto. Se i scientifici, gli uomini della scienza litigano tra di loro, i politici litigano, è ovvio che danno la facoltà a milioni di manifestanti e a coloro i quali in certe occasioni sono dietro, che gli fa comodo questa cosa, ma questo l'ho scoperto in questo momento. E quindi è chiaro che loro vanno nella confusione. C'è sempre qualcuno che opera nella storia, ci racconta. Questa è una guerra senza bombe. Lottiamo tutti, sanitari, politici, società civile, ma nella stessa direzione. La gente va in tilt, va in tilt. Io sono pronto a testimoniare. Il direttore Benazzi la vorrebbe come testimonial per la campagna dell'ULSS a favore dei vaccini. Volentieri, il dottor Benazzi ha la mia piena solidarietà.